Allo stadio Todoli di Milano Marittima va in scena la partita più importante del 13° turno, va il Cervia United e la Vis Nova Feltria. Il primo tentativo è dei padroni di casa con un'iniziativa di Rizzo che centra un bel cross su cui interviene Valdinocci di testa, ma Renzetti è attento e alza sulla traversa. Ma alla prima vera occasione il Nova Feltria trova la rete del vantaggio per merito di Galli, che entra in area sulla destra e batte Fusconi con un preciso diagonale che si infila alla destra del numero 1. Il Cervia accusa il colpo mentre gli ospiti prendono campo e vanno al tiro con Piva che calcia troppo alto. Non arriva la reazione dei padroni di casa e Piva si invola sulla destra e centra per il colpo di testa di Castellani, che si spegne sul fondo. Ancora Nova Feltria, padrone del campo nel primo tempo, che cerca il raddoppio con un tiro dal limite con Sebastiani che impegna a terra Fusconi. Provano a scuotersi i padroni di casa e una ripartenza con assist di petto di Bullini viene vanificato dal tentativo senza grosse pretese di Melandri. Le squadre vanno al riposo con il meritato vantaggio dei ragazzi di Mancini. Nel secondo tempo ci si aspetta la reazione del Cervia ed invece è il Nova Feltria che ha la possibilità di allungare grazie ad un calcio di rigore fischiato dall'arbitro Zullo, che vede il netto tocco di mano di Maltoni su cross di Canini. È lo stesso Canini a cercare la trasformazione, ma Fusconi è bravissimo ad intuire la direzione e respingere il penalty. L'episodio potrebbe dare una scossa al Cervia ed invece sono ancora gli ospiti a costruire un'importante palla. Gol con la ripartenza di Galli che mette Canini di fronte a Fusconi, ma il numero 1 di casa pare in due tempi e tiene a galla la propria squadra. Torna a farsi vedere in attacco il Cervia con Masciullo, subentrato da poco a Zoffoli, che calcia dal limite, ma il suo tiro va ampiamente fuori dallo specchio di porta. Altro tentativo, stavolta da calcio piazzato, da parte di Mazzotti, il cui tentativo da distanza si perde di poco sul fondo. Alla mezz'ora arriva il raddoppio degli ospiti con una bella iniziativa fra Friat e Guerra che serve un assist perfetto ad Astolfi. A Ruta si perde l'avversario che solo di fronte a Fusconi firma il 2-0. Al minuto 40 bella iniziativa di Rizzo sulla sinistra e bellissimo cross per la testa di Melandri che colpisce bene. Renzetti invece di respingere prova a bloccare la palla che rotola in modo beffardo in fondo alla rete. Il Cervia prova l'assalto finale e va vicino al pari con Federico Mazzarini che riceve la spizzata di Masciullo e si presenta solo davanti a Renzetti che è bravissimo a negargli il gol. Ultimo tentativo al minuto 47 con una punizione di Mazzotti sul cui cross si avventa Masciullo che di testa trova ancora Renzetti sulla sua strada. Finisce così la partita con la meritata vittoria della Vis Nova Feltria che con questo risultato aggancia il Cervia al